Giorgio Lago, a 10 anni dalla scomparsa del giornalista che come nessun altro seppe raccontare il Nord-Est negli anni della nascita e del cambiamento di quella che fu la locomotiva d'Italia, il ricordo e l'eredità che ci ha lasciato continuano nel premio che porta il suo nome. Marco Paolini, Marzio Breda, Renzo Rosso, Claudio Ronco e poi il Famila Basket Schio e la Città della Speranza sono i vincitori dell'edizione 2015 del Premio Lago, nato come riconoscimento giornalistico, poi allargato a tanti altri settori. Questo territorio riesce ad esprimere delle eccellenze in vari campi, non solo in quello ad esempio imprenditoriale, uno penserebbe, ad esempio quello del volontariato. Mio padre ci teneva molto a sottolineare il grande sforzo di volontariato che c'è nel nord-est, per cui abbiamo aggiunto queste 5 categorie, a cui da quest'anno si è aggiunta anche la categoria dell'innovazione. Giornalismo con Marzio Breda e cultura con Marco Paolini. Ne ho apprezzato lo sguardo sul paesaggio e su quello che ci stava intorno, che stava cambiando, e lì per fare quello bisogna chiudere gli occhi e non guardare soltanto quello che è evidente, ma guardare la realtà con occhi straniati. È un po' un mestiere da scienziati. Un uomo ed un giornalista che ha capito ed interpretato da precursore la profonda trasformazione del nostro territorio. Abbiamo fatto delle cose che hanno fatto pensare la gente quale sarebbe la strada giusta per il Veneto, il federalismo, il movimento dei sindaci, le autonomie. Un premio, quello intitolato a Giorgio Lago, che vuole segnalare quelle figure e realtà che interpretano di fatto i valori del Nord-Est, cultura e giornalismo che si affiancano ad imprese, sport e volontariato. Riconosce secondo me l'impegno di tanti volontari, 20 anni che tanti volontari si prodigano per raccogliere fondi, per sostenere la ricerca. È un bel simbolo proprio che sta a significare un impegno nel tempo.